vale 20, metti su 24. metti su chi? Allora, metti su chi? Ciao ragazzi, oggi è un giorno speciale per San Zeno di Montagna e per alcuni allevatori, in particolare i fratelli Campagnari e altri allevatori come i Bonafini che si stanno preparando per partire per la transumanza, per portare queste vacche in alpeggio. Siamo nella zona di Prada, una frazione di San Zeno per l'appunto, da qui adesso partiremo a piedi per diversi chilometri per arrivare su a Forte Naule, dove queste vacche trascorreranno i mesi estivi. Direi che siamo pronti ragazzi, andiamo! Malgazocchi è un luogo straordinario, da qui si gode una vista che abbraccia 3/4 quasi del lago di Garda. Michele, che sa smagrà di mezzo etto. Sì, al minimo. Quanta strada abbiamo fatto fino a qui? Più o meno 5 km. 5, ne mancano ancora? 5, siamo a metà. Coraggiate! Allora, finora abbiamo fatto il tratto asfaltato, adesso comincia lo stato sterrato. Sterrato, no? sì. E poi abbandoniamo lo sterrato e prendiamo un sentiero. E arriviamo in quota a quanto? Partiamo da 1100 metri, la Maiga, a 1700 in Naule. E poi lì le vacche rimangono fino a settembre. Fino a fine settembre e metà ottobre. Perché ancora a piedi, Michele? Noi sentiamo la gioia dei nostri nonni nel vederci può fare questo lavoro, perché sono pochi giovani che fanno questo lavoro e noi vogliamo mantenerlo per portarlo avanti, perché è giusto così, è da secoli e secoli che si fa questo lavoro e il Baldo vive per noi che lo pascoliamo, che lo curiamo, che lavoriamo sul Monte Baldo. Ci si emoziona, Michele? Do lacrime ai occhi le abbiamo fatte tutti noi altri, in piantin che le abbiamo fatto tutti, sì. Perché? Sì, perché ne veramente quando da Puteletti i nostri nonni che toccavano le campane e si partiva. Ah, che bello però. Lei è un'emozione fortissima questa. Ugo, cosa vuol dire pagaron de piton? Allora, diciamo dai, gli anni 50-60, quando si molava le bestie dalla stalla, perché all'inverno non aveva tanti schede da mangiare. Allora, quando diceva montagna, in montagna là che l'erba, mi mette sulla ciocca grossa perché la ciocca grossa la diceva debiton, pagaron, debiton, perché le macchine hanno fatto i debiti, nascendo in montagna le pagava tutti i debiti. Quando le venga a casa, dopo all'autunno, diciamo San Michele, gli ultimi di settembre, che le venga a casa, gli mette sulla campanella, perché la campanella lei leggevano e la diceva den 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 den, paga, perché le paga i debiti nascendo in montagna. Ugo, perché si mettono i campanacci? Allora, diciamo i campanacci è anche una tradizione, però il campanaccio che lo mettiamo perché la vacca, difatti che la mettiamo su la vacca, quella che diciamo la capa, perché nel gruppo Fa da capobranco. che è sempre quella che fa il capobranco, e difatti se guardiamo le interviste che quella in testa che ha il campanaccio, perché quella la tira alle altre, perché le vacche le senti lo stimolo, le senti che le sa che le va e maiga. Mirko, quanto lavoro c'è? Abbiamo iniziato ieri sera, abbiamo radunato le mucche e le abbiamo preparate, poi stamattina abbiamo messo sulle campane e siamo partiti di buon'ora, perché sennò
camminano venendo in su, e c'è da fare una bella camminata, c'è da tribulare, però insomma siamo arrivati in montagna. Bella siamo scampagnata. contenti. Sì, no, è bello, è sempre bello, il primo giorno di montagna è sempre bello. È bello rivivere i momenti da quando ero piccolo, perché c'era mio nonno, mio papà, cioè noi siamo tutti grandi così, è la nostra vita, e è sempre una bella cosa andare in montagna con le mucche, è una soddisfazione, insomma, i ricordi di quando ero piccolo. Da trasmettere? Da trasmettere. Dite che è una fiola, no? Un figlio e una figlia, 6 e 4, bambino di 4 e bambino di 6. E secondo te un'esperienza come questa che cosa può insegnare loro? Beh, può insegnare tante cose secondo me, perché intanto insegna a rispettare la natura, insegna a rispettare il modo di vivere che abbiamo noi qua, e è bello iniziare da quando sono piccoli, insomma, che capiscono cosa vuol dire vivere in montagna e avere le mucche, insomma. E rispettare il territorio. E rispettare il territorio soprattutto. Ormai ci siamo, manca pochissimo alla Malghetta vicino Fortenaule, dove siamo diretti. La fatica comincia a farsi sentire, non solo per il vecchietto che vi sta parlando, ma anche per i ragazzi. Però devo dire che qui si comincia ad entrare nel vivo di quella che è la ricchezza di questa terra, il Monte Baldo. C'è un verde rigoglioso, spettacolare, e soprattutto c'è una varietà floreale bellissima. Non a caso il Monte Baldo è considerato il giardino botanico d'Europa. E questi fiori, queste essenze, queste ricchezze vegetali sono anche quelle che vengono mangiate dalle vacche, trasformate in latte, che a loro volta diventeranno un domani formaggi con il colore e con i sapori tipici di questa terra. Questa è la ricchezza che arriva dalla transumanza e dalla vita di Malga. Non è solo una questione di tradizione portare le vacche all'alpeggio con una transumanza in ascesa, con tutta la fatica che si fa, signor. Ci sono anche dei motivi professionali, di benessere animale. Perché portate le vacche all'alpeggio, Vale? Allora, le portiamo all'alpeggio tanto perché è un lavoro, cioè ci libera un po' il lavoro all'estate sul tempo del fieno, e poi guardati intorno, Stefano, qua è al massimo del benessere animale. Le portiamo a vedere il lago, a mangiare l'erba fresca, hanno libertà massima, possono girare fino che vogliono. Certo. Ah, le sta da Dio, dai. Quindi c'è, diciamo, un risparmio di lavoro in stalla, ma anche economico, perché qui il fieno è gratis. Sì, ecco, fieno è gratis, sì, c'è il canone annuale della Malga, ma insomma costa sempre meno che non fa dargli fieno, mangime. Certo. Quando hanno il suo sale, l'erba c'è per i suoi 4 mesi, c'è in abbondanza, stanno da Dio. Le vacche che sono qui non sono quelle in lattazione, No, però. queste qua sono la rimonta, le giovani, che saranno future vacche da latte. Che beneficio porta l'alpeggio per un animale? Vabbè, intanto si rafforza tutta i suoi muscoli, hanno ossa più forti, vacche molto più forti quando entrano in lattazione, insomma una vacca forte, che dura anche di più in stalla, ecco. Più resistente? Più resistente, sì. È vero che loro sentono quando è ora di partire per l'alpeggio? Sì. Loro quando cominciamo con i campanacci, come hai visto stamattina, Sì. vengono tutte lì perché sanno che è ora di andare le sue vacanze estive. Lo sentono proprio. Sì. E quando il campanaccio viene messo alle capobranco, tutto è da trio e via. Sì. Il capo è quella che ha la campana più grande, come hai visto è sempre davanti, e tira tutte le altre e fanno strada le altre. Quanti anni hai, Valentino? Ne ho 32 appena fatti. Cosa vuol dire fare questa roba qua? Questa roba qua ti nasce, cioè ce l'hai nel sangue, la passione delle vacche ce l'hai nel sangue, e è un lavoro che non lo cambierei con nessun altro lavoro, perché è come avere una grande famiglia. Le vacche sono tutto per me. E da
colazione la famo mia. Ciao Stefano, allora, siamo pronti. Guarda, Fammi vedere, guarda. Allora, guarda. Allora, sai che qua? Questa è la pancetta salamata, eccola qua. Eccola lì. Eccola qua. Questo bel grassetto. Sì, è pancetta salamata. E dopo? Questa. Ecco. Adesso ti taglio il salame, eccolo qua. Ma ste qua c'è che fa sta roba qua, Ugo? E le Guarda fa- che faccia. alle C'è fa- che fa. alle fa il putiferio su fioi. Putiferio è lui, Sì. Ugo. Ecco, salame, questo è salame. Eccolo qua. E dopo? Para. Bene. Questa è la pancetta rotolata. Taglia. Adesso darà. Che la parpona taglia questa. Ma ascolta, e tastarla, tastiamo mia. Ne toccherà. Non toccherà, guarda che robetta, guarda. Guarda. Ah. E vedete queste facce? Sembrano poco rassicuranti, però è gente vera, perché quello che abbiamo vissuto loro lo fanno davvero per lavoro. E io vi ringrazio per avermi dato l'opportunità di aver partecipato a questa avventura. Ma le facce le resta quelle. Viva San Zeno, ragazzi! Alla prossima trasumanza, in macchina stavolta.